quello che è l'appello che noi facciamo è che le famiglie che vengono anche sul Piave portino a casa i loro rifiuti. La priorità nel weekend di Ferragosto, così come in quelli precedenti, era evitare lungo il Piave assembramenti, ma a prendere il sopravvento alla fine è stato il problema dell'abbandono dei rifiuti sul gretto del fiume, difficile da risolvere, così come l'atteggiamento molesto di chi, sulla sponda di Fagarè in particolare, porta stereo e casse, mettendo fino a tarda ora musica a tutto volume. Questioni annose che in questa estate 2020, in cui molti hanno preferito restare a casa e optare al massimo per una gita fuori porta, sono ancora più evidenti. Il Piave lo possiamo vivere, lo rispettiamo, è una meta che può essere utilizzata dalle famiglie, chiaramente portandosi dietro i rifiuti e soprattutto ricordandoci che lungo le sponde del Piave ci abitano anche delle famiglie. Anche perché poi con i nostri operai raccogliamo i rifiuti, con i volontari li raccogliamo e poi con la nostra ditta, quindi con la Sarno, vengono poi addebitati a tutti quanti. Per chi abbandona i rifiuti, le multe sono salate, ma controllare costantemente il lungo fiume non è semplice. I sindaci di Ponte di Piave e San Biagio di Callalta hanno scritto al prefetto Maria Rosaria Laganà chiedendo il suo intervento. E abbiamo bisogno di un sostegno da parte della prefettura per quanto riguarda anche il presidio del territorio sotto il profilo della sicurezza e anche sotto quello che dobbiamo mettere in tranquillità anche chi viene a visitare il nostro territorio. Il prefetto ci ha comunicato che prenderà in considerazione chiaramente le nostre richieste e ci aiuterà nel capire quelle che sono le vie percorribili per rispettare questo territorio.